Boom di iscrizioni per Forza Italia ad Agrigento con oltre 10.000 iscritti, questo è il dato emerso durante il tradizionale scambio di auguri natalizi alla presenza del coordinatore regionale Marcello Caruso, dell'europarlamentare Falcone e del presidente Schifani in videocollegamento. Critico sulla manovra finanziaria recentemente approvata all'ARS, il parere del capogruppo del PD, Catanzaro. Spettacolo di danze e musiche natalizie degli ospiti dell'Associazione Cometa a Santa Elisabetta. Patrizia Carlozzo, chef, ci illustra le specialità sulle tavole delle feste, il Natale e anche musica con il maestro Graziano Mossuto. Altri 3 indagati dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta sul crollo dell'ex ospedale di Agrigento. 4 magistrati di prima nomina si sono insediati alla Procura di Sciacca. Continuano le risse nei centri della Movida agrigentina. Al villaggio Mosè un tassista e la madre rapinati a bordo del loro taxi. L'Agragas sconfitta a Priolo. 1-1 il match tra l'Aragona e il Fulgatore. La partita tra Enna e Castrum Favara rinviata per la nebbia. Panoramica sui risultati sportivi della domenica. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi, lunedì 22 dicembre. Si è svolto ieri presso l'Hotel Dioscuri di Agrigento il tradizionale scambio di auguri natalizi di Forza Italia. All'iniziativa sono intervenuti in collegamento telefonico il presidente della regione siciliana Schifani, poi in sala il deputato europeo onorevole Marco Falcone, il coordinatore regionale di Forza Italia Marcello Caruso, il vice coordinatore regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia di Agrigento Riccardo Gallo e la deputata regionale Margherita La Rocca Ruvolo. Nel suo intervento telefonico il presidente Schifani ha sottolineato il riscontro di vitalità e di impegno proficuo del partito in provincia di Agrigento, che ha registrato un alto tasso di iscritti, oltre 10.000, e in Sicilia oltre 50.000. Caruso ha affermato una grande partecipazione registrata ad Agrigento e la conferma di un partito vivo, credibile e radicato nel territorio. Noi lo abbiamo intervistato. Marcello Caruso è il coordinatore regionale di Forza Italia, oggi presente a questa festa natalizia di Forza Italia ad Agrigento. Stiamo vedendo numeri importanti per Forza Italia in Sicilia, oltre 50.000 tesserati, e ad Agrigento un numero veramente, una delle prime in Sicilia. Ecco, cosa dire? Ma questo testimonia il grande affetto della comunità che si avvicina al partito, a Forza Italia. Tantissimi tesserati significa tantissimo affetto verso il partito, ma anche forte radicamento sui territori. Oggi mi trovo in una provincia, quella di Agrigento, che ha davvero dato dimostrazione di quanto è il legame forte con Forza Italia, lo ha sempre fatto. Un grazie va all'onorevole Riccardo Gallo, all'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, che hanno costruito davvero un tessuto di tanta gente che sta vicino al partito e che testimonia con un numero di tessere davvero enorme cosa significa stare in un partito e vivere una comunità. Oggi Forza Italia è un partito in crescita, è un partito in salute, e credo che dalla Sicilia parte un grande segnale per dire che Forza Italia sarà sempre il riferimento del partito all'interno del centrodestra, che porterà avanti i principi liberali, assolutamente garantisti e moderati che erano di Silvio Berlusconi. Ecco, si parla di questa, l'anno nuovo vedrà la nuova segreteria eletta direttamente dagli iscritti. Sì, questo è un segnale importante. Forza Italia diventa un partito aperto, contendibile, dove il dibattito, dove il dialogo è fondamentale perché è sintomo di democrazia. Usciranno i nuovi organigrammi del partito che saranno condivisi con tutti i nostri iscritti, con tutta la nostra base. Questo credo che sia veramente una prova di grande partecipazione. È un partito che sta vicino alla gente, ai territori, e lo dimostra anche in questi momenti importanti. Oggi abbiamo avuto una presenza anche istituzionale qui ad Agrigento. Sì, oggi c'era con noi anche l'onorevole Marco Falcone,
che è una persona che il nostro deputato europeo, un forte legame tra l'Europa e la Sicilia, quindi la possibilità di poter essere collante tra le tante esigenze della Sicilia e le grandi opportunità dell'Europa. Io credo che questo è il segno che vogliamo dare, un partito unito, forte, che non ha all'interno nessun dubbio nel poter dire che il dialogo alimenta e soprattutto fa crescere il partito, perché nella diversità c'è la capacità di essere forti. Quindi si vede bene il futuro. Ma sì, io credo che Forza Italia in Sicilia come in Italia rappresenta una certezza per i tanti elettori moderati, liberali, garantisti che si rifanno al pensiero di Silvio Berlusconi, che continua a diventare sempre più attuale. Noi siamo all'interno di una coalizione di centrodestra che continuo sempre a ripetere, è stata voluta e pensata nel 1994 da Silvio Berlusconi e ci vede lealmente all'interno di questa coalizione, ma noi non rinunzieremo mai a dire che i nostri valori sono i nostri, sono liberali, sono assolutamente moderati e riformisti e garantisti, europeisti della prima ora, e cercheremo di portare queste istanze all'interno di questa coalizione. C'è un mondo che ci guarda con grande attenzione e credo che Forza Italia diventerà la casa di tutti i liberali e moderati italiani. E sulla finanziaria regionale appena approvata in aula è intervenuto il capogruppo del PD all'Assi, Michele Catanzaro, affermando l'andamento dell'esame della finanziaria rispecchia lo stato confusionale di una maggioranza che ormai arranca senza ossigeno e sempre più lacerata e tenta di scaricare su altre le proprie tensioni interne. Ancora una volta il gruppo del PD e le forze di opposizione hanno tenuto la barra dritta con senso di responsabilità, impedendo che fossero mantenute norme che nulla avevano a che fare con la finanziaria, proponendo misure concrete che in parte sono state inserite nella manovra. Sentiamo questo video lo stesso onorevole Catanzaro. Una maggioranza schizofrenica che tende a dare le responsabilità ad altri. Si può tranquillamente vedere dal risultato dei numeri dell'approvazione della finanziaria, soltanto 29 deputati di maggioranza in aula, diversi deputati di maggioranza assenti e in questi giorni davvero una maggioranza in frantumi. Il governo regionale Schifani, dopo la mozione di sfiducia, ha tentato di ricompattare, ma di fatto era soltanto il vaso di Pandora, non ha avuto l'effetto e quindi si è visto in aula cadendo non solo soltanto sui voti segreti. Abbiamo dovuto stralciare 78 articoli dal testo, avevamo ragione uscendo dalla commissione bilancio. I gruppi di opposizione e il gruppo del Partito Democratico ha fatto un lavoro importante promuovendo norme nuove all'interno di questa finanziaria che hanno dato dignità come i lavoratori forestali, ESA e quella della Ghetti con l'emergenza case, tante altre norme. Sarebbe il caso, come ho detto nella dichiarazione di voto, che il presidente Schifani è arrivato il momento di poter dimettersi e andare a casa per dare un governo di prospettiva, di programmazione per le siciliane e i siciliani. Passiamo alle iniziative di Natale. Nell'ambito delle attività sociali dell'associazione Cometa ETS di Agrigento dedicate appunto a Natale, nei confronti dei partecipanti ai centri SAI di Santa Elisabetta, Comitina e Racalmuto, si è svolta al centro sociale di Santa Elisabetta uno spettacolo di danza di Natale e servizio. Nell'ambito delle attività sociali dell'associazione Cometa ETS dedicate al Natale nei confronti dei partecipanti ai centri SAI di Santa Elisabetta, Comitina e Racalmuto, si è svolto a Santa Elisabetta presso il centro sociale uno spettacolo di danza che ha visto coinvolti i beneficiari dei 3 progetti Cometa ETS.
Viaggio nei cibi tradizionali agrigentini a Natale. Margherita Trupiano ne ha parlato con la chef Patrizia Callozzo all'interno della sua home restaurant, il servizio. C'è un posto ad Agrigento, si chiama Sapori di Girgenti, è un home restaurant nel quale si possono gustare i sapori della tradizione culinaria della Sicilia e non solo, ma in particolare di Agrigento. In questo posto caldo, accogliente, elegante, raffinato, tutto in questi giorni parla di Natale e noi abbiamo voluto parlare con Patrizia Carlozzo, che è la chef che gestisce questo home restaurant, proprio di queste ricette da proporre in occasione delle festività natalizie. Sentiamole e vediamole insieme nella loro preparazione. Cosa proponiamo in questo Natale 24-25? Allora, a casa mia, quando ero piccolina, le mie nonne, perché io avevo due nonne che si chiamavano Nonna Rosa, mi proponevano, cioè preparavano proprio per questi giorni di Natale, di vigilia e di Natale, per la vigilia preparavano intanto il baccalà fritto e le verdurine in pastella sempre fritte. E poi si preparava lo spincione, si preparavano gli spinaci fatti col pomodoro,
delle pizze, le miscate, si faceva, diciamo, non si mangiava la carne, si andava più sul pesce e sulle verdure, mentre invece per la giornata del 25 si faceva molto spesso la gallina in brodo, fatta o poi con la pastina oppure con dei tortellini. Naturalmente ogni famiglia magari ha delle tradizioni diverse, anche perché in Sicilia, la cucina siciliana come quella italiana è molto varia. Ci sono famiglie che magari propongono la pasta incasciata, per esempio, fatta col broccolo, con la carne di maiale, oppure le lasagne, oppure una semplice pasta al forno. E come secondo, sicuramente sempre per il 25 andiamo sulla carne, quindi o come dicevo la gallina in brodo ripiena, quindi con riso tritato e altre spezie, oppure per esempio il capretto o l'agnello. Mentre per quanto riguarda dolci, per chiudere un pranzo natalizio, a parte il panettone, ci sono delle tradizioni nostre, tipiche, quali? Le buccellate, che sono i biscotti, quelli, il dolce fatto con il ripieno di fichi, di buccia d'arancia, di frutta secca, era praticamente una specie di treccione, ecco, oppure dei biscottini più piccolini. Ricordo che sempre mia nonna iniziava proprio i primi di dicembre a fare questi dolcini e poi li ricopriva con una glassa di zucchero e dei caramellini colorati. Oppure si fa il classico, la classica cassata, oppure si fanno anche i cannoli con la ricotta. Questi ecco i dolci che propongo anche ai miei ospiti. Sapori Girgenti ha degli ospiti a Natale o anche ha la possibilità di fornire dei piatti pronti a chi li desidera? Sì, certo. Possono o venire qui da me oppure prenotare dei piatti, io preparo e loro vengono a prendere, sempre naturalmente nella tradizione che è quella tradizione dei piatti siciliani, ecco, della tradizione siciliana, comunque agrigentina. Qui abbiamo appunto il baccalà, che è una delle tradizioni culinarie della nostra terra. E considerate che è un prodotto che si usava già intorno al Medioevo, da quando si sono sviluppati, si può dire, i traffici marittimi. È un prodotto che effettivamente veniva molto utilizzato proprio per la sua conservabilità, perché essendo un prodotto sottosale, quindi poteva stare mesi e mesi e anche nei periodi invernali, quando non si poteva andare per mare a pescare, le famiglie avevano questo prodotto a disposizione che poteva essere fatto in qualsiasi modo, quindi lo facevano fritto, lo facevano in tegame, lo facevano a forno, come volevano, perché effettivamente il baccalà è un prodotto molto molto versatile, si può fare in 1000 modi, si può fare fritto, si può fare in umido, in bianco, si può fare con le patate, si può fare con il pomodoro, come si vuole. Oggi ve lo propongo a sfincione, quindi a forno, con del sugo e del pangrattato e del formaggio sopra. Da Sapori di Girgenti tutto segue una serie di rituali, l'accoglienza, la cucina di Patrizia e poi il marito Pierluigi che si dedica ad apparecchiare la tavola. In questo posto il cibo è cultura,
Racconta della nostra tradizione, è un modo per vedere le radici della nostra storia culinaria. Auguro a tutti voi un sereno e un buon Natale. Un buon Natale ai miei amici Margherita Rubiano e Arturo Cantello e a tutto lo staff di TVA. Buon Natale. Natale è anche musica tradizionale. Oggi andiamo a Favara, dove è nata una realtà innovativa musicale all'interno dell'Istituto Andrea Camilleri, illustrato dal professor Graziano Mossuto. Natale e anche musiche tradizionali. Oggi andiamo a Favara, dove è nata una innovativa realtà musicale all'interno dell'Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale Andrea Camilleri, un progetto che ci illustra il maestro e motore dello stesso, professore Graziano Mossuto. Alcuni anni fa rimasi colpito dalle parole del maestro Muti, in cui diceva: l'orchestra è il sinonimo di società. E tutti devono tendere al bene, che è l'armonia di tutti. Se questo lo insegniamo alle nuove generazioni, possiamo formare una società armoniosa. Ed è quello che io ho sempre desiderato nel mio cammino artistico e umano. Oggi più che mai, essendo docente di pianoforte, docente di strumento musicale, quando sono arrivato nel mio istituto comprensivo Andrea Camilleri di Favara, fin da subito, con tanti sforzi, grazie alla collaborazione dei miei fraterni amici, colleghi di strumento musicale e al supporto della nostra dirigente Rosetta Monreale, siamo riusciti a creare una bellissima realtà, un'orchestra di oggi 90 elementi fra musicisti e coro di voci bianche, e questa è per me la gioia più grande. Ci sono ragazzi che frequenteranno il liceo musicale, altri che frequenteranno il conservatorio, ma ci saranno anche coloro i quali faranno tutt'altro nella vita, ma sono sicuro che tutti avranno compreso una cosa fondamentale, e cioè l'importanza di ascoltare e di vivere in armonia nella società. Buon Natale a tutti di cuore. Altre 3 persone sono state iscritte sul registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sul crollo dell'ex ospedale, edificio destinato alla nascente sede universitaria di Via Atenea, sotto sequestro dal 15 maggio scorso. Si tratta di tecnici che si sono occupati della sicurezza nel cantiere. Il pubblico ministero della Procura di Agrigento, Annalisa Failla, ha chiesto di estendere anche a loro l'incidente probatorio. Una richiesta accolta dal GIP del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo. Gli accertamenti con tanto di sopralluogo nell'area del crollo sono stati fissati per il prossimo martedì 23 dicembre. Gli indagati adesso sono 12, l'esito in aula della perizia tecnica dell'ingegnere Neri dell'Università di Catania, inizialmente previsto per il 19 dicembre, è stato rinviato al 6 febbraio. Il consulente della Procura nella perizia depositata agli atti ha scritto: responsabilità tecniche e gestionali nella fase della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, in particolare quelli di seppellimento durante gli scavi e di crollo derivanti da demolizioni estese durante l'esecuzione dei lavori. Inoltre il perito del giudice sostiene un'imperizia da parte dei soggetti coinvolti nella conduzione tecnica dei lavori, responsabilità che sarebbero da ricondurre anche all'impresa esecutrice per non aver segnalato le criticità tecniche né operative né sospeso i lavori in presenza di situazioni di alto rischio.
4 magistrati di prima nomina hanno preso servizio alla Procura della Repubblica di Sciacca. Si tratta di Simone Billante di Sarzana, Valeria Pomara di Palermo, Carlotta Buzzi di Brescia e Simona Lombardo di Sesto San Giovanni. Si sono insediati davanti al Presidente del Tribunale facente funzioni Antonino Cucinella e alla Procuratrice della Repubblica Maria Teresa Maligno. In tribunale invece è arrivato il giudice Salvatore Casarrubea di Partinico. La procura adesso è in pieno organico con 5 magistrati, mentre al tribunale manca una delle 10 unità previste nella pianta organica. Ubriaco crea il caos e lite tra 2 ragazzi. Questo quanto avvenuto sabato notte in via Atenea ad Agrigento. Un giovane che ha esagerato con gli alcolici ha infastidito gli avventori dei locali della Movida. I poliziotti, accorsi per riportare la calma, tra lui e un altro giovane che si stavano spintonando, a loro volta sono stati minacciati e insultati. È successo davanti a un locale della Movida. Gli agenti impegnati per garantire una serata sicura sono riusciti a bloccare il giovane, che era piuttosto alticcio. Si tratta di un 20enne residente in un comune della provincia. Una volta identificato è stato subito denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. Le ipotesi di reato avanzate a suo carico sono minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Per l'ubriachezza molesta, fattispecie depenalizzata da tempo, gli è stata invece elevata una sanzione amministrativa. Questo non è stato l'unico episodio, perché poco prima, nella zona di Porta di Ponte, c'è stata un'altra lite. A darsela di santa ragione 2 ragazzi, uno è rimasto ferito, ha riportato un trauma facciale e la lesione di un dente. Ad accorrere, evitando anche in questo caso che la lite potesse avere conseguenze ben peggiori, sono stati i poliziotti e i carabinieri del servizio Movida appositamente costituito. L'episodio di microcriminalità si è verificata nel tardo pomeriggio di sabato nel quartiere del Villaggio Mosè. Un tassista di 52 anni e la madre di 86 sono stati rapinati mentre si trovavano a bordo del loro taxi. Ad agire sarebbe stato un malvivente solitario con il volto parzialmente travisato, che dietro minacce, strattonando l'anziana, ha arraffato il denaro che i 2 congiunti avevano nelle tasche e nelle borse. Fortunatamente, senza far del male alle vittime, il bontino ammonta a poco più di 150 euro. Indagini a tutto campo da parte dei carabinieri del Villaggio Mosè. Si tratta della seconda rapina che i 2 subiscono nel giro di pochi mesi. Ruba la teca in oro placcato custodita all'interno del tabernacolo della parrocchia Beata Vergine del Carmelo a Sciacca, ma non l'ha fatta franca. I carabinieri della sezione radiomobile del reparto di Sciacca lo hanno bloccato e in pochi attimi hanno recuperato la preziosissima refurtiva. Si tratta di un uomo di 38 anni, disoccupato di Menfi, denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica Saccense per furto aggravato. L'uomo quasi sicuramente aveva pianificato il furto giorni prima e al momento propizio, verso le ore 19, è entrato in azione. Quasi sicuramente la teca era destinata al mercato nero. Linea alla regia per la pubblicità. Vediamo ora un'ampia pagina sportiva curata da Carmelo Lentini. Tra le notizie che ci riguardano maggiormente, l'Akragas sconfitta fuori casa a Priolo per 2-0 e le interviste. Nel campionato di Serie D girone I, il Castrum Favara è fermata dalla paesana di Enna, vale a dire la Nebbia. Gara rinviata dopo i risultati di oggi. Comunque ci sono 3 squadre che volano in vetta alla classifica e a pari punti. Di chi si tratta? Del Savoia, della Nuova Egea e della Nissa. La Nuova Egea si ferma in casa con il Vigor Lamezia. La Nissa passa a Paternò per
3-0, mentre il Savoia si piega alla forza della San Cataldese per 3-1. Prima sconfitta in campionato per il Licata in eccellenza, che perde di misura il derby interno con il Camarat e riduce le distanze dal Marsala, che adesso si ritrova 4 punti sotto. Una gara giocata sotto la pioggia che ha appesantito il terreno di gioco rendendolo molto scivoloso. Perde di misura l'Unità si sciacca sul campo del San Vito Lo Capo. Ciò ha causato qualche scossone in classifica generale. Il torneo adesso si ferma e riprenderà il 4 gennaio del nuovo anno. Vince per la prima volta in campionato la Folgore di Castelvetrano sul campo dell'Accademia Trapani. E passiamo al campionato di promozione Girone A. L'Aragona rischia grosso con un non certo irresistibile Fulgatore ed esce dal Totorusso con un pari che grida vendetta. Infatti in caso di vittoria avrebbe potuto portare a 5 i punti di vantaggio sull'Alcamo, quest'ultimo sconfitto inopinatamente sul campo della Margheritese. Si sarebbe trattato di una grossa opportunità che è stata malamente sprecata, anche perché l'altra diretta rivale, vale a dire il Gemini, anch'essa si è arenata tra le mura amiche con il Valderice per 1-1. Si conclude così il girone di andata con l'Aragona campione d'inverno e in prospettiva di un ritorno molto impegnativo. Il torneo di promozione adesso si ferma per le vacanze di fine anno e riprenderà il prossimo 4 gennaio con queste sfide che interessano le agrigentine. L'Aragona gioca ancora in casa ma con il Valderice, Camporeale e Casteltermini, Gemini, Casteldacia e Margheritese, Terrasi di Monte. E concludiamo con l'Agregas. È stata un'amara sconfitta quella dell'Agregas a Belvedere contro il capolista e Priolo Gargallo, che grazie a un gol per tempo liquida il gigante e porta a 5 i punti di vantaggio, laureandosi così campione d'inverno. La prima rete arriva al 7° su calcio di rigore decretato per l'atterramento di Daniele Paterniti è trasformato dal bomber Ferla. Reazione di Giama e compagni che però non riescono a concretizzare. Nel secondo tempo il raddoppio sempre di Ferla che di testa infila il portiere Cagnina. Termina il girone di andata, ma sarà duro per l'Agregas riprendere quota. Questo Priolo è apparso forte e quadrato in ogni reparto. Il campionato comunque riprenderà il 4 gennaio con l'Agregas che anticipa sabato 3 la sfida esterna con il Pro Ragusa. Sente nel sottofondo il Priolo che giustamente festeggia, hanno meritato di vincere. Ma sicuramente ci hanno messo cuore, anima, energia, poi sul piano del gioco penso che abbiano avuto solo delle occasioni quando già noi eravamo sbilanciati in avanti per recuperare il risultato. Purtroppo ci condannano 2 episodi, un rigore sul rimpallo e una distrazione difensiva sul 2-0. Il calcio è questo, quando gli episodi ti vanno contro giustamente ne subisci la punizione, però questo Priolo sicuramente va lodato per l'energia, ripeto, l'anima, il cuore, la forza agonistica che ha messo e va bene così insomma. La brutta notizia è che si perde lo scontro diretto, di buono c'è che c'è tutto un girone di ritorno da giocare, siamo ancora al giro di boa. Ma il campionato non era vinto prima e non è perso adesso. Sicuramente aumenta il distacco, però ci sono 13 partite da giocare. Ecco, ma cosa è mancato? Ecco, al di là degli episodi che lei stessa ha sottolineato, che cosa è mancato? In avanti si è un po' inceppata la macchina dell'Agregas, questo anche, come ha sottolineato lei, in merito dell'ottimo atteggiamento degli avversari. Ma sicuramente ci voleva un po' più di cattiveria probabilmente sotto porta in quelle occasioni che abbiamo avuto. E poi anche la deabbendata non c'è stata mica in qualche occasione dove un rimpallo o una spizzata poteva avere esiti diversi, cosa che invece è girata a favore degli avversari, però questo non toglie il merito al Priolo e per noi chiaramente è una botta ma non è un dramma. Tra le attenuanti anche l'assenza del mister che non ha potuto sedere in panchina. Ma no, ma queste sono, non andiamo cercando alibi attenuanti perché non è che noi in campo abbiamo dei ragazzini, né tantomeno in panchina siedono persone di primo pelo, quindi non è un attenuante, non può essere una giustificazione,
ci prendiamo il risultato del campo come è giusto che sia, ma ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti. Adesso c'è la pausa di Natale. Adesso c'è la pausa di Natale, servirà a ricaricare un po' le batterie, a rasserenarci per riprendere con maggiore vigore, maggiore slancio. Si arriva al giro di boa, si arriva allo scontro diretto, battete 2-0 l'Akragas, dico meglio di così non si poteva chiudere il giorno d'andata. Sì, avevo detto in settimana ai ragazzi che non sarebbe stata una partita decisiva, ma soltanto un bel scontro tra due squadre che stanno facendo benissimo. Naturalmente siamo contenti per aver portato a casa questi 3 punti con una squadra veramente molto forte che anche oggi ci ha messo in grande difficoltà. L'avevate preparata così, l'aveva pensata così questa partita? Sì, purtroppo non siamo arrivati benissimo a livello atletico, fisico, per cui dovevamo essere un po' attendisti. Questa squadra ha caratteristiche diverse, gli piace più giocare, quindi oggi ha sofferto un po' questo, per oggi c'era da soffrire e da portare a casa i 3 punti e i ragazzi sono stati bravissimi. Chiudete il giro d'andata senza sconfitto, un solo pareggio, poi praticamente le avete vinte tutte, ma oggi la prima della partita cosa ha detto? Giochiamocela per vincere o andava bene anche un pareggio? Ma noi siamo una squadra giovane, una squadra che non deve pensare tanto ma deve fare tanto in campo, per cui avevo chiesto una vittoria, ma non perché non sapevamo le potenzialità dell'avversario, ma soltanto perché questa squadra ha bisogno di essere libera di testa e giocarsi tutte le partite per vincere, poi è sempre il campo a decidere il verdetto finale. Avete neutralizzato l'attacco dell'Akragas, come ci siete riusciti? È frutto dello studio, del caso? Ma diciamo che oggi siamo stati anche un po' fortunati, perché quando non prendi gol contro attaccanti così forti vuol dire che c'è una buona preparazione, ma c'è anche una piccola dose di fortuna. L'Akragas, che idea si è fatto di questa squadra? L'abbiamo visto oggi in campo, una squadra molto forte, una squadra che ha padronanza in campo, una squadra che detta i tempi, per cui sono stati bravissimi i miei ragazzi a tenere viva sempre la partita, ad essere combattenti, ad sfruttare le occasioni avute. Volete vincere il campionato? Noi vogliamo proseguire su questa scia, divertirci e giocare partita per partita. Finisce in parità 1-1 il match tra l'Aragona e il Fulgatore. Vediamo un'intervista al mister Carmelo Giordano realizzata dal collega Davide Sardo. Post gara Aragona Fulgatore finisce 1-1 al Toto Russo. In sala stampa mister Carmelo Giordano per analizzare questa partita. Come accetti questo pareggio? Cosa hai da rimproverare ai tuoi ragazzi? Oggi abbiamo incontrato una squadra forse con la media di età più bassa del girone, una squadra bella, viva, una squadra che ci ha messo in seria difficoltà. Questo punto va accettato con umiltà, perché potevano essere 0, perché credo che ai punti Fulgatore avrebbe meritato qualcosa in più. Cos'è mancato oggi la tua squadra? Cos'è successo? Forse siamo arrivati a questo appuntamento stanchi, che abbiamo spinto tanto. Era una macchina costruita per dare 50, l'abbiamo portata a rendere a più di 100, quindi però penso che questo punto a fine campionato possa essere davvero pesante. Cosa invece salvi di questa partita? Cosa ti è piaciuto? Il secondo tempo è stato... Diciamo che pur non essendo brillanti come al solito, perché abbiamo cercato troppo l'individualità e poco il gioco collettivo, che è quello che ci esalta, salvo diciamo, la reazione, il carattere, la voglia di ricercare il risultato fino alla fine. Abbiamo beccato al 93esimo la traversa con Genova. Quindi però merito al Fulgatore, che oggi ci ha messo davvero in seria difficoltà. Guardando gli altri risultati, ha perso l'Alcamo, pareggio del San Giovanni Gemini, risale il Marineo. Com'è stata questa giornata? Un bel campionato, che rientri il Marineo è importante, perché significa che fra le 5-6 mettere anche Margheritesi e Salemi dentro, significa che, come testimonia il risultato oggi, puoi vincere con chiunque, puoi perdere con chiunque e puoi fermarti sul pareggio con diverse squadre, perché il livello del campionato è livellato
Il girone A secondo me tecnicamente non me ne vogliano gli altri, ma forse è il più forte, quindi però ripeto, per rinfrescare la mente a qualcuno che magari stasera si divertirà a scrivere sui social, noi siamo stati costruiti per migliorare il trend dell'anno scorso. Questa squadra chiude il girone di andata con 36 punti, lo chiude da prima della classe, lo chiude avendo portato tantissima gente allo stadio. Abbiamo riacceso l'entusiasmo della città di Aragona e questo era l'obiettivo primario e ci siamo riusciti bene. Un punto nelle ultime 2 partite, sei preoccupato? No, non sono preoccupato, anzi ti dico che questo punto a fine campionato sarà un punto pesante. Ora ricarichiamo le batterie, ci fermiamo qualche giorno perché è giusto che i ragazzi rifiatano, perché dal punto di vista fisico ma soprattutto mentale questa squadra nel giro d'andata ha sprecato tantissime energie. Colgo l'occasione per augurare un buon Natale a tutti i tifosi di Aragona, a tutti gli addetti ai lavori e ci vediamo nel 2026 con l'auspicio che sia un anno ricco di soddisfazioni e pieno di salute. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi, vi auguriamo una buona serata.